È tutto pronto per il derby tra Kame e Petrarca, ecco il via. Igor, ancora per Thiago Grippi, il tiro e ancora è costretto a alzare sopra la traversa l'estremo difensore. Thiago Grippi, pallone che poi rimane in campo. Igor per Murillo e il buono il passaggio filtrante, l'ottimo anticipo di Igor e il sinistro e questa volta il incrocio dei pali. Igor perde il pallone, attenzione, ghiotto occasione per il Petrarca, due dagli ospiti e arriva la rete! Bertoni tutto solo davanti alla porta, la sblocca! Non sa cosa fare, poi il rilancio con il tentativo e poi Giappa e ancora la rete! Il settimo sigillo stagionale di Ugherani che raddoppia. Inutili proteste a questo punto della partita e il gol da parte di Igor che dopo aver tentato varie volte dalla lunga distanza, dalla brevissima trova il 3-0 a trovare, diciamo, con delle iniziative importanti e c'è il gol! E c'è il gol del Petrarca, batte risposta tra le due formazioni venete, non si fa sorprendere Del Pizzo e rimette il pallone fuori, il pallone è recuperato e il gol, il 3-2 a sorpresa. Vediamo il palleggio, il tentativo da parte di Alba e l'avevamo visto, Alba trova il rete del pareggio, Igor prova il pallone girato da Murillo. Può succedere di tutto in questo match. Igor e poi la rete e la marcatura di Murillo che arriva a 7 minuti e 11 secondi dal termine della partita. Pietrangelo, rilancio, Giappa mette a terra il pallone, lo protegge, il pallone per Murillo! Un grandissimo gol, prova a allargare il gioco dall'altra parte con Alba e poi il tiro, game over qui al Paladosson con la vittoria della Kame contro l'Italian Coffee Petrarca per 5-3, davvero un